sia a livello nazionale che a livello locale. Secondo me è un evento importantissimo che segna una svolta, perché finalmente riusciamo a dar luce alle nostre discipline aeree, che sono la pole dance, il cerchio e il tessuto. Se ne parla ancora poco, troppo poco, però negli ultimi 10 anni è uno sport che è diventato sempre più popolare, per cui una competizione del genere, riuscire a portare comunque nel suolo regionale all'interno della nostra regione Veneto, per me e per tutti noi è una grandissima soddisfazione, specialmente fatta in un momento come questo. Anche a livello organizzativo non deve essere stato facile organizzare il tutto. Assolutamente no, i bastoni tra le ruote sono stati tanti, ma veramente tanti, però ce l'abbiamo fatta, abbiamo più di 100 atleti oggi qua presenti da tutta Italia e quindi è veramente una svolta e un punto nuovo per noi, un nuovo inizio e mi auguro che sia soltanto la prima di una lunga serie di gare. Diciamo che è un evento per il territorio si sta evolvendo molto e credo che questa sarà un'occasione perché essendoci anche nazionale stimola proprio a partecipare e ad attivare altri corsi. Ecco. Ci sono voluti un bel po' di mesi e alla fine ho trovato dei bravissimi collaboratori che ho avuto bei riscontri, abbiamo velocizzato anche se è stata dura con le restrizioni Covid, ma ce l'abbiamo fatta e ce la faremo. Tutti gli eventi sono importanti per noi qua di Conegliano e questo essendo anche un evento a livello nazionale lo apprezziamo perché fare aggregazione e unire tutti gli sport nella nostra città è una cosa che apprezziamo. È sicuramente importante perché è una disciplina emergente che fa bene al fisico, può essere fatto a tutte le età, per cui ci sono ragazzine, ci sono anche donne, e ho sentito c'era la categoria over 40, ci sono anche uomini, quindi sicuramente è un'opportunità in più per fare sport anche nel coneglianese.